Per quanto riguarda le dimissioni gestite dalla mia categoria, quindi il settore del terziario, sono aumentate di circa il 10%. Il dato da percettivo diventa ufficiale, la fuga dal terziario, servizi sociali e ristorazione in particolare, è durata per tutto il 2022. Il problema quindi non è tanto quello di licenziamenti quanto delle dimissioni volontarie. Sono lavoratrici e lavoratori che passano dai nostri settori e che vanno verso il settore metalmeccanico o cambiano da una struttura che si occupa di socioassistenziale ad un'altra perché sono alla ricerca di senso, di situazioni diciamo migliorative dal punto di vista della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il tema è complesso e riguarda l'attrattività delle imprese nelle ore in cui l'ennesima classifica, stavolta dell'osservatorio Job Pricing, mette Treviso al 34° posto in Italia per stipendi medi, penultimo posto in Veneto, poco prima di Rovigo. Certamente abbiamo tanti giovani che emigrano in città europee che ha un reddito simile o maggiormente elevato rispetto al nostro, sanno offrire come territorio delle possibilità più significative, delle crescite molto rapide di professionalità e di carriera. Da qui la necessità di puntare sul welfare e recuperare le posizioni perdute. Su questo l'ente bilaterale del terziario, Ebicom, che compie in questi giorni 30 anni, può fare molto, garantendo contributi alle aziende, ai lavoratori, dalle spese scolastiche al premio natalità. Oggi dobbiamo trovare gli strumenti affinché le persone, in particolare io mi riferisco anche ai giovani e alle donne, entrino nel mercato del lavoro e ci stiano in modo generativo, produttivo per loro stessi prima di tutto, ma anche per il sistema impresa e per le comunità territoriali.